Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera la gara di ritorno, la gara 2 del quarto di finale di hockey su pista, dove il centro Porsche Versilia Hockey Forte dei Marmi affronta il Bassano. All'andata un 3-1 contro una squadra, quella bassanese, che ha spinto tantissimo. Forte dei Marmi insomma ne esce vittorioso e ha la possibilità di chiuderla questa sera. Vediamo subito le formazioni, Giulio, prima di andare e insieme alle formazioni chiaramente anche le interviste pre-partita, ma iniziamo con la formazione del Bassano: il numero 32 Veludo, il numero 2 Amato, il 4 Sgaria, il 5 Pozzato, il 7 Baggio, il 9 Sousa dovrebbe essere, sì, è Ivo Silva, sì. Qui insomma hanno messo il secondo nome, poi il 17 Barbieri, il 18 De Palo, il 74 Guimaraes e l'11 Bertuzzo. Portiere a sostegno, l'allenatore, lo sentiremo a breve, è il signor Roberto Zonta, e vediamo se abbiamo pronta l'intervista del pre-gara con il mister di Bassano. Con mister Zonta, alla vigilia di una gara che diventa una finalissima per il Bassano. Sì, per noi è la partita decisiva, in quanto abbiamo perso in casa, quindi non abbiamo altre soluzioni. Veniamo giù consapevoli che in casa, nonostante la sconfitta, abbiamo fatto una buona gara e quindi ci giochiamo le nostre chance. È un Bassano che con il Forte dei Marmi nelle 3 gare giocate fino adesso, insomma, ha comunque sempre impensierito la retroguardia di Bertolucci. Io ne ho fatta una e una di playoff. Sì, nelle 2 gare ci siamo stati molto vicini. Certo che la differenza c'è indubbiamente dal punto di vista tecnico, però noi con l'impegno, con l'intensità, soprattutto con un po' di difesa in pressing, siamo riusciti in queste 2 partite a limitarli. Vedremo stasera. E soprattutto abbiamo visto, soprattutto nell'ultima gara, una prestazione dal punto di vista atletico impressionante del Bassano, nonostante le poche rotazioni a disposizione. Ma noi siamo partiti con un lavoro binario, nel senso che avevamo chiare gli obiettivi a breve e anche abbiamo provato a lavorare per il lungo. Preparatore atletico, abbiamo un lavoro di staff che è molto buono secondo me, dal mio punto di vista naturalmente, e i ragazzi sono cresciuti dal punto di vista fisico. Bene, io ringrazio, ti faccio gli auguri, alla prossima. Bene, abbiamo sentito le parole di mister Zonta. Giulio, insomma, si rende conto della situazione, ma diciamo che un occhiettino lo strizza al tentativo di arrivare a questa gara 3, ecco. Ma certo, considerando che questo è il quarto di finale sulla carta più squilibrato, perché si affrontano la prima e l'ottava, però il Bassano, come giustamente avevi fatto rilevare anche in regular season, ha creato non pochi problemi al Forte Rami, vittorioso 3-2 in casa e 4-4 nel ritorno. Quindi è chiaro che è una squadra che non ha nulla da perdere, che non parte certamente coi favori del pronostico, però come in gara 1 secondo me potrà mettere in difficoltà il Forte dei Marmi. Vedremo quello che succederà, e per quanto riguarda la formazione rossoblu, secondo me potrebbe anche accrescere il ritmo rispetto a gara 1. Vedremo quella che sarà l'impostazione tattica di Alessandro Bertolucci, che presumo lo sentiremo fra poco. Sentiamo allora Alessandro, lanciato da Giulio. Alessandro Bertolucci, ultima gara in casa per quanto riguarda la regular season. Sulla carta sembrerebbe tutto semplice, ma la concentrazione è essenziale per mantenere il vantaggio che abbiamo. Sulla carta sembra semplice, ma come dicevo prima ragazzi, il Monza secondo me è una classica bugiarda, perché comunque è una squadra che ha qualità, ragazzi giovani, tecnici, e soprattutto veniamo da una grande vittoria che è la Coppa Italia e da una sosta. Ci siamo allontanati dalle partite Bene, riprendiamo la linea, abbiamo avuto un piccolo problema con l'intervista. Intanto allora Giulio, leggiamo noi intanto che dalla regia sistemano le cose, quella che è la formazione dei rossoblù, poi la vedremo anche
sovraimpressione il portiere e capitano Gnata, Ambrosio, eccola qua, col 9 Gil, 26 per Cinquini, 55 Galbas, 57 Rossi che ha fatto una rete notevole in quel di Bassano, al pari di Ambrosio, sia ben chiaro. E poi l'87 per Ipignazar, 77 per Compagno, 99 per Torner, 35 a portiere a sostegno Mattia Tahiti e l'allenatore, lo sappiamo, è Alessandro Bertolucci. E niente, abbiamo già parlato, Giulio, di questo prepartita che sarà una gara importante. Gli arbitri sono Barbarisi e Di Domenico, al banco dei cronometristi ausiliari Minon e Raffaelli, e diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per vedere una partita importante, insomma la voglia dei ragazzi di Zonta che adesso non me ne vorranno i tifosi bassanesi, ma dopo il suo arrivo il Bassano ha fatto uno sprint notevole, perché insomma quando Zonta ha preso la squadra diciamo che era più di là che di qua. Sì, senz'altro, anche se Viterbo secondo me è un ottimo tecnico, però indubbiamente Zonta conosce come le sue tasche, si può dire, l'hockey vicentino tutto, e ha un grande esperienza nei settori giovanili, grande conoscitore, ripeto, dell'hockey in generale e dell'hockey vicentino in particolare, e quindi ha sicuramente saputo trarre il meglio dai giocatori. Poi si sa che quando cambia l'allenatore i giocatori tendono poi a dare qualcosa in più che forse magari prima per sfortuna o altro non era venuto. Sta di fatto che il Bassano comunque, nonostante l'8° posto e poi aver dovuto giocare anche le qualificazioni senza un giocatore importante come Scuccato, che non ha mai giocato, se non vado errato, a questa partita, se non la volontà di fare quello che ha sempre fatto in questo campionato col Fortebraccio, cioè impegnare la formazione rossoblù ben più di altre squadre che in classifica l'hanno preceduta. Quindi il Bassano ha certamente i numeri per creare pericolo al Fortebraccio, un Fortebraccio che secondo me se riuscisse a giocare con una pressione maggiore rispetto a gara 1 potrebbe anche sfruttare meglio la panchina corta del Bassano, che negli ultimi minuti di gara 1 sembrava un pochino in difficoltà. Comunque staremo a vedere, le partite vanno sempre giocate in qualunque sport, nell'hockey poi e nei playoff in particolare può succedere veramente di tutto, e quella che è la caratteristica principale dei playoff è quella di smentire tutto ciò che di certo emerge dalla partita precedente, quindi c'è da aspettarsi come sempre di tutto. Bene, dunque oramai le squadre le vediamo a centropista, formazione al completa quella rossoblù, manca di Scuccato quella del Bassano, anche se come ha appena detto l'amico Giulio, insomma Scuccato è mancato praticamente per tutta la stagione, forse averlo saputo prima avrebbero potuto inventarsi qualcosa, in realtà rientrato appena giocato qualche partita dopo aver superato il problema che aveva, se ne è presentato un altro similare dall'altra parte, perciò insomma è sicuramente un giocatore che è mancato, anche perché poi Scuccato è uno di quei giocatori che personalmente mi piace, che riesce a segnare gol, magari non tantissimi come altri giocatori, ma gol importanti. E io prima di andare in diretta, abbiamo ancora qualche secondo, volevo approfittare perché questa è stata una settimana importante, ci sono stati il compleanno a cui faccio gli auguri chiaramente sentitissimi, il compleanno di Mirko De Cerone, il nostro direttore sportivo e oltre, una figura importantissima nel Forte dei Marmi ma importantissima nell'hockey nazionale, grande esperienza. Poi è stato anche il compleanno di Pedro Gil, e qui insomma, se De Cerone è importante per l'hockey nazionale, vero, Gil è l'icona dell'hockey mondiale, perciò insomma tantissimi auguri a Pedrito, speriamo che anche questa sera si faccia un bel regalo a lui e a noi. E poi è stato anche il compleanno d'Italia il 25 aprile, perciò non c'è stata occasione di vederci prima, io faccio gli auguri a tutta l'Italia libera. Dunque tutto pronto, vediamo le formazioni adesso, rimane soltanto da controllare quelli che sono i quintetti in pista, anche se immagino sarà abbastanza scontato il quintetto di Bassano. Ovviamente i due portieri sono, al netto di tutto quello che vogliamo, Gnata e Veludo, due portieri nazionali di grandissima caratura,
Gnata difende la porta dell'Italia oramai da anni, Veludo la porta dell'Angola, ma è giocatore di scuola portoghese, perciò insomma è tutto pronto. E intanto si pizzicano le due tifoserie, da una parte gli ultra rossoblu, dall'altra gli ultra giallorossi, presenti in una decina e oltre di unità. Comunque si sono sobbarcati il loro buon 300 e oltre chilometri. Vediamo le formazioni, come detto abbastanza scontato, con Pozzato, Amato, Ivo, Silva e Guimaraes, in porta ovviamente Francisco Veludo. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi si inizia con Compagno, Cinquini, Ipignazar e Galbas, perciò insomma una formazione un po' particolare, anche se abbiamo visto, Giulio, che Cinquini sotto porta ultimamente Sì, fa tanto ma tanto bene. Ma io continuo a dirlo, l'ho già detto negli anni passati, cioè un giocatore che richiama molto, a me personalmente richiama molto Davide Motaran, perché sono giocatori entrambi prestanti fisicamente, entrambi di ruolo difensori, ma che segnano gol pesantissimi, importanti, belli e con azioni da attaccanti, perché anche Elia anche in questa stagione ha fatto delle azioni sia chiudendo triangoli in area sia liberandosi in area andando a segnare. Quindi chiaramente per giocare in questa squadra è importante saper fare tutto, no? come del resto vuole Alessandro Bertolucci e come vuole l'hockey moderno. Intanto il primo tiro è per Guimaraes, che tira dal parcheggio, la deviazione, sfera fuori dal rettangolo di gioco e punizione per il Bassano, che va a rimettere sfera. Dunque è il signor Barbarisi che chiama alla distanza, ricordo Barbarisi e Di Domenico, due arbitri. Sfera per Guimaraes, all'indietro Amato, Guimaraes ancora, la gira all'indietro per Pozzato, controllato da Cinquini. Amato in possesso di pallina, attaccato, sfera nella metà pista giallorossa, ne esce Silva. Amato che poi scarica su Guimaraes, che la mette al centro, lì c'è Ipignazar che intercetta. L'appoggio è per Compagno, da questi a Ipignazar ancora, e Galbas, autore della terza rete rossoblu in quel di Bassano. Ancora Ipignazar in possesso di pallina per Galbas, dietro porta è Compagno che si allarga, la serve a Ipignazar. Ipignazar cerca un varco che non trova, sfera profondissima per Compagno, che poi c'è il primo fallo a carico del rossoblu a centropista, un blocco irregolare, sfera all'indietro, Pozzato in possesso di pallina. Pozzato ancora per Amato per Pozzato, da questi a Guimaraes. Guimaraes controllato in una qualche maniera da Compagno, che gli fa perdere l'attimo per lo scarico, però è ancora il Bassano che può manovrare, sfera in profondità per Silva, da questi a Guimaraes, all'indietro per Amato, cerca il varco, va alla conclusione, risponde dritto per dritto senza troppi problemi, e poi ne esce ancora per Cinquini, che tenta il passaggio in giravolta che non riesce, sfera in profondità, questa volta è Guimaraes che ci prova, trova un ottimo Riccardo Gnata, cioè una parata per parte, con il Bassano che adesso dentro, alza e schiaccia, la mette dentro Guimaraes dopo un primo e 55. Lo vediamo in uscita da dietro porta, tenta un alza e schiaccia che inganna Gnata, dunque eccolo qua, lo rivediamo ancora. Ho avuto l'impressione che la difesa del Forte Marmi non si aspettasse un numero del genere, e invece è stato bravissimo Guimaraes. Senza ombra di dubbio il Forte dei Marmi sotto per 1-0 dopo non 2 minuti, deve adesso recuperare il tutto ed è sicuramente tutto meno che semplice. Compagno per Galbas, 2 volte Veludo, siamo già dall'altra parte, attenzione che ci prova ancora Guimaraes, questa volta fa buona guardia il Forte dei Marmi, poi Guimaraes va a commettere il fallo. E adesso Ipignazar per Compagno, miracolo ancora di Veludo che
fa da salvagente in questa occasione al Bassano. Cinquini attaccato da Pozzato, dietro porta per Galbas. Galbas ne esce per Cinquini ancora. Ipignazar cerca la soluzione, Ipignazar, poi la cede a Compagno, Compagno ancora, ci prova, dritto per dritto, sfera lontana, attenzione al Bassano che si fa pericoloso, poi la stecca di Riccardo Gnata era ampiamente dentro l'area di rigore, l'arbitro la giudica diversamente e consegna sfera a Guimaraes. Ricordo il Bassano in vantaggio dopo un primo e 55 con Guimaraes. Intanto Silva in possesso di pallina, sfera all'indietro per Amato, dall'altra parte per Pozzato, Pozzato ancora per Guimaraes e tenta l'incursione, attaccato molto bene da Compagno, poi lottano i due, la sfera è per Compagno, ci prova Guimaraes ma Compagno resiste, sfera in avanti, Ipignazar scivola, tocca sfera sul terzo appoggio e dunque la sfera torna in possesso dei giallorossi. 21 e 15, Pozzato in possesso di pallina per Amato che per un secondo ha anche l'idea del tiro da lontanissimo. Guimaraes in orizzontale per Pozzato, da questi ad Amato, in profondità per Silva, attaccato da Cinquini, lottano i due, alla meglio il portoghese che lo gira all'indietro per il compagno Pozzato che scende in fascia destra, lo controlla Ipignazar, gli porta via sfera dopo l'intervento di Riccardo Gnata. Ipignazar ancora deve uscire dalla zona buia, lo fa servendo in profondità a Cinquini, c'è però Ivo Silva che ne esce, l'appoggio è per Samuel Amato. Se ne sono andate intanto 4:30 del primo tempo, il risultato è 1-0. Ancora Guimaraes all'indietro per Amato, il missile di Amato è murato dall'avversario, nello specifico Ipignazar, e poi è Compagno che spara la sfera fuori dal rettangolo di gioco e si riprenderà con la punizione in favore del Bassano. 20-13 alla fine, va a pulire la maschera il nostro Riccardo Gnata. Giulio. Ma diciamo che il Forte ha creato subito dopo il gol 3 o 4 occasioni da rete, però in difesa ha avuto alcuni sbandamenti di troppo, diciamo così, poi in merito anche chiaramente del Bassano, anche che vanno oltre la rete. Per quanto riguarda la partita in generale, chi ha visto anche gara 1 si sarà accorto che è piuttosto diversa questa qui, anche complice il gol iniziale della formazione ospite, si è sviluppata con un maggior aggressività e soprattutto un maggior numero di tiri da una parte e dall'altra. Vedremo poi come andrà. Il Forte dei Marmi bene in avanti, dicevo, ma la difesa deve stare un po' più attenta perché il Bassano lo abbiamo visto, fa male. Intanto è Galbas in possesso di pallina, la cede a Ipignazar che supera un avversario, poi centropista per Galbas ancora Compagno, da questi a Ipignazar, la percussione di Ipignazar, il servizio per Cinquini, attaccato anche fisicamente da Ivo Silva, poi la sfera è per Compagno ancora, Compagno che si allarga, la mette al centro, fa buona guardia Ivo Silva sul tentativo di deviazione di Cinquini. Riparte il Bassano con Guimaraes, fascia destra, dietro porta per Pozzato, scintilla intanto al limite dell'area, intanto ci prova, la sfera rimane sotto il corpo di Riccardo Gnata. Ancora un'occasione per il Bassano che si rende pericoloso con il rientro da dietro porta. Forte dei Marmi che dovrà rivedere qualcosa da quel punto di vista. Sfera all'indietro, Pozzato per Guimaraes, per Pozzato ancora per Silva che cerca di andarsene, non gli riesce per l'intervento di Ipignazar. Cinquini adesso attaccato duro, se ne va in fascia destra, due su di lui si intromettono, poi va a lottarla col fisico
e il Bassano guadagna il secondo fallo, dunque 2 a carico del rossoblu, a quota 1 il Bassano, che può riprendere a giocare dal vertice alto alla sinistra di Veludo. Battuta in questo momento Guimaraes in possesso di sfera, cerca un varco, sfera in profondità per Silva, in una qualche maniera Silva arriva al contatto, poi c'è la stecca di Riccardo Gnata a sventare il pericolo, sfera nei pressi del collega Veludo. Guimaraes deve andarsene, riesce a servire Silva, da questi a Amato, ancora per Guimaraes, ma la sfera è intercettata, Compagno in possesso di pallina, rimane a terra un giocatore del Bassano, il tiro e la sfera sarebbe bellissimo rivedere un replay, perché la sfera si pianta, se non è entrata è stata fermata sulla riga, ma non si riesce a vedere la replay. Ovviamente non escluderei che abbia varcato la riga, rivediamo, ecco, forse da qui no, forse è rimasta sulla riga. Grande reazione di Veludo. Intanto vediamo, insomma, un gol non gol, non sappiamo bene dalla nostra postazione. Di fatto c'è l'ingaggio con Ipiñazar in possesso di pallina, finisce a terra Ipiñazar per la spintonata di Guimaraes, che va a farsi giustizia su quel suo presunto fallo subito poco fa. L'arbitro assegna il fallo di squadra, 2-2, Forte dei Marmi che torna in avanti, ma ancora la sfera per Galbas per Compagno in uscita, attaccato, supera un avversario, poi la mette all'indietro, ma interviene Amato, contropiede, 2 contro 1, grande Francisco Cisco Ipiñazar, intercetta tutto, serve Compagno, da questi a Ipiñazar per Compagno che esce dalla zona buia, si porta al centro, poi tenta un alza e schiaccia, spalla alla porta, che passa un soffio dalla traversa, si prepara Ambrosio al cancello, ma la pallina è in possesso dei giallorossi. Attevani che va a cercare l'avversario con Galbas, Cinquini e Ipiñazar addirittura nella propria metà pista. 17-25 alla fine, la sfera è per Ivo Silva che deve superare la guardia di Compagno, lo porta fuori Compagno, l'incrocio con Guimaraes, Silva ancora, viene preso in carico da Ipiñazar, Guimaraes dietro porta. Guimaraes ha dato un pestone involontario all'arbitro Barbarisi, che sta zoppicando vistosamente, anche perché coi pattini, insomma. Gol! No. L'arbitro dice che c'è la sfera è di alta. Domenico, non Barbarisi. No, giustissimo la decisione del signor Barbarisi. Adesso avremo sicuramente un replay a conferma. Eccolo qua. In effetti la sfera più è alta della altissima, porta assai più alta della porta, e c'è dunque il richiamo ufficiale a Guimaraes che voleva la rete, e comunque al di là di tutto il gesto atletico era notevole. Certo, ma già prima era stato molto bravo l'alza e schiaccia con cui ha portato in vantaggio la sua squadra. Intanto 2 cambi dentro, Ambrosio per Compagno, dentro Torner per Cinquini. Torner in possesso di sfera, la cambia per Ambrosio per Galbas, ancora Ipiñazar, da questi a Torner al centro, buona l'idea, ma l'uscita di Veludo vanifica il tentativo di Ambrosio. Adesso la sfera è per Ipiñazar che supera Silva,
si accentra, supera anche Amato, poi è costretto a girare sfera all'indietro. Allora arriva il filtrante per Ambrosio, che però è pressato molto bene da Pozzato. Ancora Torner, supera un paio di avversari, il terzo va alla conclusione importante. Poi la sfera però è per il Bassano, che torna in avanti con Amato. Da questi a Silva, Ivo Silva per Pozzato, la serve a Guimaraes, il tiro di Guimaraes è murato, la sfera a metà strada, Amato e Ipiñazar la giocano in maniera pulita, il vantaggio di Amato. Pozzato, Ivo Silva, ancora lui per Amato, per Guimaraes, per l'intervento di Galbas che soffia sfera in anticipo. Galbas per compagno Ipiñazar, ancora Veludo e ancora il Forte dei Marmi a manovrare. Ipiñazar la Comunque vediamo che li richiama a sé, cartellino blu a Guimaraes e a Ipiñazar. E beh, insomma, vediamo quello che succede. chiaro Dentro che è una Barbieri. Scusa, Giulio. sì, certo, ci sono sostituzioni. Chiaro che il Bassano in vantaggio da 14 minuti praticamente cerca di capitalizzare il più possibile questa situazione di vantaggio. È chiaro che il Forte dei Marmi deve spingere e deve far valere poi quella che è la sua superiorità tecnica, che per il momento si è vista a sprazzi. Sì, abbiamo visto un Torner che è entrato a gara iniziata e che ha avuto subito un paio comunque di illuminazioni importanti in coppia con Ambrosio, anche una personale. Adesso Gil al posto dell'espulso Ipiñazar. Vediamo che tutti e 8 i giocatori sono praticamente nel pressing della pallina. La riconquista al Forte dei Marmi. Gil su Ivo Silva. Silva ci mette il fisico, ma a mio avviso un po' troppo fisico. Poi ci prova sotto gamba, visto il rimbalzo maligno. Attenzione Barbieri, la riconquista, ma Veludo ancora una volta sugli scudi per la formazione del Bassano. Intanto è Pozzato per Silva, attaccato da Ambrosio. Silva per Barbieri, su di lui va Torner, lo brucia in velocità e porta via sfera. Torner in possesso di pallina per Galbas. Galbas fra due avversari, serve Ambrosio. Ambrosio che si allarga per Gil che scivola ma mantiene il possesso. L'appoggia per Torner, per Gil. Gil ancora. Poi fa partire un tiro che però è murato, la sfera è recuperata da Barbieri. Gil su di lui, gli porta via sfera. Poi il gol di Ambrosio, ma l'arbitro non lo assegna per la stecca alta. Rivediamolo comunque. Va bene, diciamo che era stecca alta, dunque un gol per parte non assegnati dagli arbitri per la stecca alta, anche se sinceramente questa Giro mi pareva qualche centimetro più giù. Sì, poi vabbè, chiaro che gli arbitri devono decidere come diciamo sempre, no? In una frazione di secondo, però rispetto all'altra questa era un po' più ambigua, diciamo così. Ecco, poteva esserla, ma ne ho viste segnare di assegnare di reti segnate a questa altezza. Comunque è una partita in cui ci sono stati vari episodi strani che esulano dalle parate e dalle reti, perché c'è stato un gol annullato per parte e poi quel palo, pallina finita lì sul palo, sulla riga, insomma, eccetera. E una partita decisamente spigolosa, come state vedendo. Sì, una partita che, come si diceva un tempo, una difesa molto veneta, insomma, no? Molto fisica, ma questa è una scuola, un'idea di pensiero dell'hockey che voglio dire, ognuno ha la propria. Intanto vediamo che Barbarisi richiama all'ordine i giocatori. Sì, ha anche mimato per Torner il momento dell'azione. Intanto ovviamente si riprende a giocare.
vediamo quelli che saranno i correttivi voluti da mister Zonta, che aveva chiamato questo time out. Barbieri in possesso di sfera. Certo è che negli ultimi minuti il Forte Armi si è fatto decisamente più pericoloso. Adesso c'è un po' di confusione, poi ci prova in una qualche maniera Pozzato sulla ribattuta. Barbieri è il più veloce, interviene Gil, porta via sfera e imposta l'azione d'attacco su Ambrosio. Ambrosio per Torner che cerca l'accompagnata, era arrivato alla sfera un po' troppo addosso a Veludo, allora ha cercato di ingannarla al Sandro, ma Veludo ha fatto ottima guardia, ma ancora un'ottima occasione per il rossoblu con un Veludo che senza dubbio tiene a galla i suoi. Adesso è Ambrosio dietro porta, deve difendere sfera, l'appoggio è per Torner. Torner cerca Galbas dietro la porta del portiere angolano, ancora Torner per il tentativo di prima intenzione di Ambrosio che non passa, allora Gil per Galbas, riguadagnati 45 secondi, Torner in possesso di pallina, chiama i suoi allo schema, Torner, il missile di Torner, ancora la parata di Galbas, la sfera sparata dalla parte sinistra, da parte di Veludo. Ambrosio si era appostato sull'altro palo, ma siamo con Amato già in fase offensiva, bloccato alla sponda da due avversari. Torner ne esce, serve Galbas, Galbas che finta il tiro, aveva forse anche l'occasione per poterla far passare. Silva su di lui, la sfera è per Torner. Adesso è un Forte Armi che sta costruendo, ma ovviamente trova una difesa e un portiere in Veludo molto importante. Gil, intanto il cambio con di stecca di Ambrosio, la sfera è per Galbas, Galbas che si allarga, trova il varco, la conclusione, risponde il portiere, riparte il contropiede dei giallorossi. Ivo Silva che poi litiga con la sfera, la dà all'indietro per Barbieri, Barbieri per Pozzato, Silva ancora per Barbieri, sfera all'indietro, 11:50, la pallina è recuperata da Torner in anticipo, Torner per il tentativo, poi la sfera rimane a metà strada, la riconquista Barbieri, riposta l'azione, dall'altra parte Gil fa la differenza, poi in giravolta ci prova Barbieri, ma la mette fuori dallo specchio della porta. E ancora il Bassano che pericolosamente si fa presente nei pressi di Riccardo Gnata, nonostante il pressing rosso-blu e le tante sfere riconquistate e il gran lavoro di Veludo. Barbieri, la conclusione questa volta è Riccardo Gnata che deve impegnarsi, Gil per Galbas, Galbas supera un avversario, non il secondo, mantiene la sfera ma è costretto a allargarsi molto, da questi a Gil, missile di Gil che fa la barba alla traversa, ancora Ambrosio su Barbieri, dietro per Torner, si allarga Torner per Galbas, da questi a Gil, il tentativo di Gil, la deviazione, la sfera è ancora per il rosso-blu che hanno una manciata di secondi per andare a chiudere l'azione d'attacco. Al prossimo fischio il time out per la panchina del Forte Armi, la sfera riconquistata però molto bene da Amato, servita all'indietro, intanto torna in pista Guimaraes, turno di riposo per Ivo Silva, Guimaraes che va a prendere sfera, su di lui si porta Gil, dietro porta per Pozzato che non l'aggancia, la sfera è per Gil, per questi a Galbas, per Ambrosio, c'è l'intervento provvidenziale per il suo di Veludo e adesso Guimaraes ci prova, ma Gnata fa buona guardia, anche in questo caso grande parata e adesso ancora Veludo a salvare il Bassano. Attenzione Pozzato e tocca a Riccardo Gnata, poi finisce a terra Guimaraes, c'è Gil, il contatto è con Gil, Gil che si va a sincerare immediatamente, disdegna la sfera per andare a parlare con l'avversario. 9:45 alla fine, time out, 1-0 paga il gol di Guimaraes dopo un primo e 55. Giulio, due falli per parte. E vediamo che Bertolucci insomma cerca sempre di movimentare qualcosa, è entrato Rossi.
Sì, anche perché è chiaro che deve cambiare gli uomini per tenere alto il ritmo, perché dall'altra parte il Bassano non ha la possibilità dello stesso numero di cambi allo stesso livello qualitativo. Forte dei Marmi sta creando indubbiamente molto, Veludo è bravo, ma del resto questo è un po' il tema tattico del Bassano già non solo da quest'anno, da quando l'allenava Viterbo, cioè una difesa molto solida, imperniata appunto su un Veludo sempre fra i migliori in campo, e poi la possibilità appunto di rilanciare i contropiede con giocatori molto molto bravi come sia Guimaraes che Ivo Silva, ma anche gli altri. Quindi è una squadra con cui, come al solito, il Forte Rami si trova in difficoltà, nonostante che ci siano stati tanti punti di differenza, che il Forte sia primo e il Bassano ottavo, però questa differenza in pista non la si vede, se non forse per il numero di occasioni che il Forte dei Marmi sta creando, però le occasioni vanno finalizzate, altrimenti lasciano il tempo che trovano, e comunque il Forte dei Marmi ne ha concesse almeno 4 o 5 nitide anche al Bassano, forse anche di più. Sì, senza ombra di dubbio è un Bassano che si è reso pericoloso. Adesso il Forte dei Marmi con i Pignazar, Torner, Gil e Rossi, che va subito a cercare la deviazione sotto porta. Dall'altra parte Guimaraes, Pozzato, cerca di piazzarla Torner, ma è fuori di un soffio. Allora Pozzato, Guimaraes, Barbieri e Amato. Pozzato, poi interviene Pignazar, poi con gran calma si porta via sfere Pignazar per Gil, che ancora la conclusione intercettata dal portiere Veludo. Questa volta era una buona triangolazione fra Chicco Rossi e Gil, che ci prova di prima intenzione ma trova ben piazzato il portiere. Bisognerebbe, chiaramente è facile dirlo da qui, però bisognerebbe angolare un po' di più i tiri, perché se sono nel suo raggio d'azione Veludo li prende tutti, lo si è visto bene. O il Forte Rami riesce a trovare delle conclusioni più angolate, o se no è veramente difficile superare un portiere come lui, cioè bisogna andare a cercare gli angolini lontani, rasoterra, distanti, perché lui chiude benissimo la porta. Senza ombra di dubbio, intanto la sfera all'ingaggio, il fischio se la vince Guimaraes, che adesso però deve uscire dall'angolo. C'è Gil che gli porta via pallina, la serve a Torner, Chicco Rossi recupera la sfera, messo giù, che stavolta ha messo giù di stecca da Guimaraes, l'arbitro assegna il fallo di squadra, il terzo a carico del Bassano. A quota 2 il Forte dei Marmi, chiesta la distanza, battuta Gil, prova a tirarla nel traffico, Gil ancora, su di lui c'è Pozzato, la sfera dietro porta per i Pignazar, per Gil ancora, Pedro Gil, filtrante al centro e però Pozzato ad intercettare, serve Barbieri, torna in avanti il Bassano, 8:31 per il tentativo di Pozzato, ma Gil è una furia, va a recuperare sfera, poi sporcato, ma Torner torna in possesso, dietro porta c'è Chicco Rossi, ancora per Torner che cerca di liberare un compagno al tiro, Guimaraes fa buona guardia, va ad attaccarlo di stecca, niente da fare, Gil si ferma per l'intervento di Barbieri, per la percussione di Torner che cerca di metterla al centro, ma si era spostato Chicco Rossi dal palo lontano, e adesso Barbieri che può rimpostare l'azione per il Bassano. Forte Rami che si è tenuto per oltre un minuto l'azione in mano. Adesso il Bassano torna nei pressi di Riccardo Gnata, anche se pur al momento per linee esterne. Adesso dietro porta, la sfera è per Guimaraes, c'è Guimaraes che ne esce, la serve per il tentativo dritto per dritto di Pozzato, ma attenzione che è ancora Pozzato in possesso di sfera, poi Riccardo Gnata para, ma ancora un'ottima occasione per la formazione del Bassano. E adesso Rossi prova a imitare il collega bassanese e per poco non gli riesce. Grande azione personale di Chicco Rossi, gran difesa del portiere Veludo. Ancora Torner in possesso di pallina, Torner nello stretto, attaccato per Rossi. Molto bella questa azione, questa molto un'ottima azione del rossoblu. C'è il time out chiesto da mister Zonta, che ne vuol parlare con i ragazzi.
Intanto Gil prende il turno di riposo, un Gil che insomma ha giostrato una serie infinita di palline al suo posto dentro Ambrosio. Giulio. Sì, ma non è facile giocare con una difesa ben messa come questa del Bassano. A completamento di quello che dicevo prima a proposito di Veludo, dei tiri, è chiaro che i tiri vanno a finire in quella zona lì, perché la difesa del Bassano è molto brava a costringere i giocatori del Fortenome a non tirare, diciamo, nella migliore condizione possibile, perché altrimenti tutti i giocatori del Fortenome sanno indirizzare la pallina all'incrocio dei pali, però quando devono arrivare alla conclusione pressati, sempre come succede quando il Fortenome arriva avanti, è chiaro che vengono fuori dei tiri che sono più facili da controllare per Veludo, quindi c'è una perfetta sintonia fra la difesa del Bassano e il portiere della formazione vicentina. Fortenome che chiaramente ai punti meriterebbe il pareggio, però come abbiamo detto un'infinità di volte, conta solo quando la pallina passa la riga della porta, quando la para il portiere o quando va fuori non conta nulla, e quindi deve fare ancora meglio il Fortenome, e non è facile, ripeto, perché difficilmente riesce ad arrivare con un'azione pulita la squadra di Bertolucci alla possibilità di tiro. Intanto l'ingaggio, Silva e Ambrosio sulla sfera, pallina all'indietro, se ne impossessa Amato in fascia sinistra dietro porta per Guimaraes, su di lui si porta Enric Torner che gli porta via sfera in maniera impeccabile e rimposta l'azione d'attacco. Torner, poi la sfera rimane a metà strada fra Chicco e Fede, dunque il Bassano può tornare in avanti. Ivo Silva ancora, 6:19 alla fine del primo tempo, risultato di 1-0 ancora in favore del Bassano. Adesso la sfera recuperata da Ipignazar per Ambrosio che ci prova di prima intenzione, ma la pallina è intercettata. Attenzione ancora Ipignazar per Torner per Ipignazar che prova a caricare il tiro. Amato alla meglio, poi è Torner ancora, finisce a terra, si rialza come una molla. All'indietro per Ipignazar, da questi a Ambrosio, manovra il Fortenome. Adesso c'è la lotta alla sponda fra Chicco Rossi e Pozzato. L'arbitro decide che il fallo è di Pozzato, che non fa passare l'avversario, e dunque la punizione in favore del Fortenome, già battuta con Ipignazar. L'arbitro dice che bisogna rettificare posizione, fuori Torner, dentro Galbas. Intanto è Guimaraes che ha qualcosa da dire a Ipignazar. Già da prima è la prosecuzione del scontro che ha portato poi all'espulsione di entrambi qualche minuto fa, e l'arbitro, il signor Di Domenico, li richiama all'ordine tutti e due. La punizione è in favore del Fortenome. Chicco Rossi, vicino a lui c'è Ambrosio che riceve sfera. Ambrosio per Ipignazar nello stretto, all'indietro per Galbas, il tiro di Galbas, tentativo di deviazione ma la sfera è alta. La punizione in favore del Bassano, non si può discutere più di tanto perché il Bassano ha battuto velocemente, questa volta la posizione era giusta secondo l'arbitro e dunque bisogna fare molta attenzione. Sì, Ambrosio aveva lamentato una trattenuta della stecca sull'azione precedente, però non rilevata, non sanzionata dall'arbitro. Intanto c'è un fallo, la sfera è stata toccata dall'arbitro, dunque torna in possesso del Bassano. Battuta in questo momento, Pozzato per Amato deve tornare nei pressi della propria area di rigore, poi grande lavoro di Ipignazar che la serve a Galbas la mette al centro, sulla ribattuta succede un po' di tutto, poi Ambrosio per Galbas, il missile di Galbas fa la barba al 7 avversario, niente da fare. 4:25, Ambrosio in possesso di sfera, ne esce Ambrosio per Galbas, la martellata intercettata, attenzione al contropiede Guimaraes, su di lui si porta Galbas, scusate, poi Ipignazar
Galbas ancora recupera sfera, supera un avversario, la cede a Chicco Rossi, Rossi per i Pignazar, per Galbas, tiro accompagnato per Rossi che viene messo giù in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, subentra Ambrosio che lotta la sponda, mantiene il possesso, la serve ancora per Chicco Rossi, ancora a terra e l'arbitro dice che si può proseguire ancora, si rialza Rossi e recupera sfera, Ambrosio. Ancora il passaggio al centro intercettato. Siamo dall'altra parte con Pozzato che viaggia a velocità stratosferica per Ivo Silva che la tira altissima. Tanto si prepara Compagno, entra Compagno per Chicco Rossi, ancora rotazioni nelle file rosso-blu con Compagno che se ne va, supera un avversario, il secondo la Galbas e Leone Catalano fa 1-1. Compagno come la vecchia pubblicità, Compagno fa click ed è pareggio, un filtrante importante, Galbas fa 1-1 quando mancano 3:14. Sì, bel gol, assist perfetto e gran conclusione, questa volta niente veramente da fare per Veludo. È un gol importante perché rimette in carreggiata il Forte dei Marmi che, come dicevo prima, qualche occasione l'ha subita. E adesso vediamo quella che sarà la reazione del Bassano che fino a 3 minuti dalla fine del primo tempo ha cullato questo vantaggio. Ma ovviamente è una partita lunghissima, niente deciso. Ivo Silva per Pozzato dietro porta, ancora Pozzato cerca una soluzione, poi sbaglia tutto cercando di riguadagnare 45 secondi, si intromette Ambrosio, la recupera per Compagno, Compagno ancora supera un avversario, il secondo, poi la scarica all'indietro, ma attenzione che c'è Guimaraes da solo, Riccardo Ognata compie il miracolo e la mette fuori. Abbiamo perso malamente una sfera. Compagno probabilmente si aspettava di avere un giocatore, un difensore alle spalle. Sì, c'era l'arbitro alle spalle di Compagno, ha visto la maglia scura dietro di sé e probabilmente pensava di avere un compagno alle spalle. E il buon Checco, tanto il gol di Galbas 2:19 adesso alla fine, il risultato è di 1-1. Sfera per Amato, per Pozzato, da questi a Guimaraes, Galbas un leone, porta via sfera in maniera pulita per Ambrosio, attaccato da Silva. Galbas nell'angolo, 2 su di lui, mantiene il possesso, la lotta nell'angolo e poi c'è il fischio dell'arbitro che assegna l'ingaggio a 1:54. Dunque 4 falli a carico del Bassano, a quota 2 il Forte dei Marmi, sfera al centro, ma c'è il tentativo di Pozzato che però non dà frutto. La sfera adesso presa da Compagno, poi finisce a terra Guimaraes, Compagno era caduto a terra, Guimaraes era nei pressi. Sarebbe perfetto di vedere un replay perché a mio avviso si è tuffato in maniera clamorosa. Guimaraes che adesso va a toccare sul viso Compagno, si scaldano gli animi. È un po' nervoso ora Guimaraes, sì, però prima c'era la faida con i Pinazar, ma ora cerca anche un'altra, evidentemente è un po' nervoso, ma lo si era già visto anche da altri momenti, da altre reazioni, da altre cadute. Intanto non è che da meno il buon Bertolucci che insomma ha qualcosa da dire al signor Di Domenico, aveva chiesto una simulazione
La sfera è per Cinquini. Intanto colpito al volto Galbas, tentativo per Ambrosio, la piazza Ambrosio, ma fa buona guardia ancora il portiere, poi Guimaraes butta giù Ambrosio, l'arbitro dice che si può proseguire e adesso però la riprendono in mano, può succedere veramente di tutto. Intanto ancora un fallo su Ambrosio, niente da fare. Adesso va bene, come si suol dire, il gioco maschio, e questa viene fischiata su Pozzato, che si lamenta anche con l'arbitro. Si lamenta la panchina rosso-blu ed è il signor Barbarisi. Adesso però, Giulio, al di là di quello, si sta vedendo quello che succede in pista. A mio avviso forse devono tirare un po' i freni, sì, gli arbitri, decisamente sì, si rischia tantissimo. Ora c'è anche della tensione in panchina con Zonta che si becca con Bertolucci. Non è una partita facile anche da questo punto di vista, e gli arbitri hanno il dovere di, anche distribuendo dei cartellini chiaramente, perché in qualche modo l'ordine lo devono riportare, però è chiaro che certe interpretazioni viste da una parte e non dall'altra non sono poi condivisibili in pieno, diciamo così, sia da una parte che dall'altra, perché secondo me ci sono state sbavature sia a favore sia contro entrambe le squadre. Tanto mancano 48 secondi alla fine, 1-1 il risultato, 4-4 i falli di squadra, con Barbarisi che ancora qualcosa da dire avvenuto. Posizionata la sfera praticamente sul dischetto del 7,40, ma no, arretra ancora la posizione Barbarisi. In effetti era più avanti, per me era un fallo discutibile, però era più avanti rispetto a dove hanno fatto mettere la pallina, perché secondo me era una caduta non fallosa, diciamo così. Però intanto vediamo Silva che si copre la testa a spalle al tiro. Questo fa pensare che nello schema ci sia il tiro e c'è il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Il tentativo, Riccardo Gnata non ha difficoltà, poi però arriva Ambrosio che porta via sfera, rimposta l'azione d'attacco, deve uscire dalla zona buia, lo fa servendo Cinquini in profondità per Compagno che a 29 secondi ci prova con Ambrosio, niente da fare, la sfera è recuperata, Guimaraes spalla alla porta per Silva, niente da fare, ancora Ambrosio che fa il difensore, la porta avanti. Ivo Silva chiedeva il fallo di pattino, ma c'era fino all'altro anno. Sì, senza ombra di dubbio. Compagno fa fuori l'avversario, il missile di Compagno passa al lato, Galbas ci prova, attraversa l'area e si chiude il primo tempo sul risultato di 1-1 con 5 falli a carico dei rossoblù. A quota 4 i falli a carico del Bassano. Partita difficile, Giulio, partita nervosissima. Sì, partita, e secondo me anche Bertolucci deve riportare la sua squadra a giocare come sa giocare, perché il Forte dei Marmi ha un tasso tecnico di un certo tipo e deve cercare di impostare la partita in quel modo. Chiaramente non è facile, perché il Bassano sta facendo tutto quello che può per ostacolare la formazione bianconera e, come si vede dal risultato, ci sta riuscendo, però indubbiamente il Forte dei Marmi deve far valere maggiormente la propria superiorità tecnica, che per il momento si è vista, ripeto, come ho già detto qualche minuto fa, a sprazzi. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, l'amico Giuseppe Nardini per la ripresa della parte tecnica, lo straordinario lavoro di Simone Polacci, che questa sera ha avuto tutte le complicanze del caso ma ci sta guidando in porto. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci sentiamo per il secondo tempo.
Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. In Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene, riprendiamo la linea qua dal polo hockey di Forte dei Marmi, squadra in pista, vediamo il Forte Marmi schierato con ovviamente Riccardo Ignato fra i pali e poi abbiamo Galbas, Ipignazar, Gil e Ambrosio, dall'altra parte Guimaraes, Pozzato, Silva e Amato. Ricordo ancora gli arbitri sono Barbarisi e Di Domenico. Non impeccabile l'arbitraggio da una parte e dall'altra, qualche decisione dubbia e comunque neanche aiutati dai giocatori, no, senza ombra di dubbio, ma del resto i giocatori non aiutano mai gli arbitri, anzi. Tutto pronto per la battuta in questo momento, Gil in possesso di pallina, Gil per Galbas che la mette sul palo lontano, la trattenuta ai danni di Ambrosio che non può andare alla deviazione. Adesso è Ambrosio che si libera della guardia di Guimaraes. Ambrosio ancora, intercettata la sfera da Pozzato, Gil su di lui, Pozzato sfera all'indietro, Amato in possesso di pallina. Vediamo quelle che saranno le soluzioni apportate dai due tecnici. Ancora Pozzato in possesso di sfera, da questi a Silva che si allarga, su di lui va Galbas, ancora in profondità Ipignazar su Guimaraes, cerchio di centropista con Amato in possesso di sfera, Amato per Pozzato, da questi a Guimaraes che scende in fascia destra, la cede ancora all'indietro per Pozzato che tenta il tiro, la deviazione poi intercettata dal portiere, poi in seconda battuta è Ipignazar che porta via sfera, attaccato, serve Gil, l'accelerazione di Gil, poi finta il tiro, la pallina però è intercettata, sparata lunghissima, dall'altra parte c'è Amato che la porta per Guimaraes per il tentativo di triangolazione ancora con Guimaraes che però non arriva all'appuntamento, sparata nel nulla da parte di Pozzato e Gil può rimpostare l'azione d'attacco. Gil ancora, il missile di Gil fa la barba alla traversa,
poi è Amato a portare avanti sfera, su di lui si porta Ivo Silva che può manovrare per la formazione veneta. Ancora Silva all'indietro per Amato, da questi a Pozzato. Pozzato deve superare la guardia di Gil, arriva dietro porta per il tentativo di Ivo Silva che però la spara fuori. Torna ancora ad essere un passaggio per Pozzato che poi va alla conclusione e segna il vantaggio del Bassano. Pozzato dopo 2 primi e 17 porta ancora in avanti il Bassano. Lo rivediamo, il tiro alla media distanza passa fra Gil e il portiere. Dunque Forte dei Marmi, tutto da rifare, Giulio. Sì, tutto da rifare. Pozzato, giocatore che Alessandro Bertolucci ha portato in nazionale al torneo di Montreux, quindi ci aveva effettivamente visto giusto. Del resto è un giocatore che si sta segnalando già dallo scorso anno come un ottimo elemento, e adesso il Forte dei Marmi si trova ancora una volta a dover inseguire. Intanto è Ambrosio in possesso di sfera per Galbas, disturbato, mantiene il possesso. Ancora Galbas per Ipignazar per Gil che supera di slancio l'avversario, la mette di là per Ambrosio, poi però la fase difensiva del Bassano è intensa, sfera lunga, Galbas in anticipo su tutti, può recuperarla, evita la pressione di Amato servendo Ipignazar in orizzontale per Gil. Bertolucci che fa cenno di girare sfera, tentativo accompagnato, il manone di Veludo salva ancora il Bassano. Portieri che hanno avuto il loro buon da fare da una parte e dall'altra. Ivo Silva che se ne va in velocità, in anticipo Ambrosio per Galbas. Il tiro di Galbas finisce fuori di un soffio, la sfera si ferma sul retro della porta, si riprenderà con l'ingaggio. Campo invertito simile alla conclusione di Pozzato prima, questa volta invece meno felice perché è finita fuori. Senza ombra di dubbio, intanto la sfera è per il Forte dei Marmi, il fallo di Pozzato. La punizione Galbas e Gil, sfera che è finita fuori dal rettangolo di gioco, bisogna aspettare il fischio, chiesta la distanza che dovrebbe essere 3 metri. Battuta in questo momento Gil per Ipignazar, per Gil ancora, tiro accompagnato per il tentativo di Ambrosio. Poi Ambrosio per la martellata di Galbas che però è ancora una volta parata dal portiere. Sfera messa lunga per Guimaraes, cerca di farsi vedere Amato, Guimaraes finta il tiro, la conclusione murata da Ipignazar, da questi a Gil che può ripartire in fascia sinistra. Gil si accentra, conclusione di Gil, ancora è Veludo che tiene a galla i suoi. Questa era un'azione di Gil a velocità stratosferica. Giulio. Sì, vabbè, è chiaro, ma come nel primo tempo il Forte dei Marmi crea di più, però non raccoglie in proporzione. E secondo me Alessandro Bertolucci si deve inventare qualcosa, perché per esempio Ambrosio in area diciamo che sono tutti molto affettuosi con lui, non gli fanno fare quello che non sempre, cioè che spesso gli riesce a fare, ma oggi ha grossa difficoltà a cercare le deviazioni, gli alza e schiaccia eccetera, quindi deve cercare Bertolucci di trovare delle alternative. C'è un fallo in zona d'attacco per il Forte dei Marmi, è il sesto. Tanto battuta in questo momento la sfera, dunque Bassano che torna in avanti con Pozzato per Silva ancora. Bertolucci non è contento del fallo. No, tutt'altro. Gil che cerca di soffiare sfera, non gli riesce, attenzione, poi un po' di confusione, ma Galbas rimedia a tutto, si ferma, ragiona, aspetta il piazzamento, avanza, esce dalla zona buia. Galbas ancora per Ambrosio, la recupera Ambrosio, domestica sfera nell'area di rigore, in giravolta Ambrosio, ma questa volta è alta sopra la traversa e c'è Guimaraes in possesso di sfera
va a farsi sentire Galbas, ancora Guimaraes, franco bollato da Galbas per Silva, poi si sdraia ancora Guimaraes. Ora però diventa anche un po' noioso il fatto che a ogni contatto finisca sdraiato a terra a pelle d'orso. Toccherebbe forse agli arbitri intervenire, perché insomma può succedere, ci puoi provare una volta, due, ma poi insomma diventa anche, intanto succede un po' di tutto nell'angolo, l'arbitro dice che si può proseguire, la sfera rimbalza e Ipignazar al centro per Gil, che poi la spara alta nel tentativo di metterla sotto la traversa, e siamo dall'altra parte con Ivo Silva. E adesso il vantaggio del Bassano sta decisamente stretto. Tanto fuori Pozzato e dentro Barbieri. Barbieri che cerca di metterla al centro, niente da fare, buona guardia della difesa rossoblù. Gil ancora che è andato vicinissimo per 2 volte al gol, per il tiro ancora di Ambrosio, ancora una volta alto di un soffio. Intanto fuori Galbas che ha corso come un matto e dentro Compagno. Sfera per Ivo Silva, Silva per Guimaraes, che poi cerca di far viaggiare una sfera veloce che colpisce l'arbitro. Attenzione Barbieri in zona centrale, non arriva Amato, la sfera rimbalza a metà strada, Silva se ne impossessa, c'è il time out chiesto da Bertolucci al primo fischio, grande perentorio Ipignazar per Gil. Il missile di Gil è smorzato da un avversario, ancora per Compagno, e al momento del tiro l'arbitro decide per la sfera alta. A mio avviso c'era un contatto e c'è il time out. Fuori Ambrosio, fuori Ipignazar, dentro fuori quasi tutti, fuori praticamente tutti. sì, è entrata anche praticamente tutti rispetto all'inizio. Sì. Perché c'è adesso in pista Torner, Compagno, Rossi e Cinquini. Dunque time out con il vantaggio di Bassano sulla pista versiliese dei rossoblù. Centro Porsche Firenze, Versili Hockey Forte dei Marmi. Nel primo tempo il gol di Guimaraes, pareggiato da Galbas sul finale di tempo, mancavano meno di 4 minuti. Adesso al 2:17 il gol di Pozzato, e vediamo quello che saranno gli sviluppi. Comunque che non sia il miglior Forte dei Marmi, senza voler togliere dei meriti chiaramente al Bassano, lo si è visto da alcune sbavature, non tanto in avanti, perché poi in avanti il potenziale è talmente tanto della squadra che le occasioni da rete le crea, quanto delle sbavature sulla tre quarti, anche nella fase di impostazione, che quando il Forte dei Marmi in tante occasioni quest'anno ha giocato nel modo migliore, non c'erano, e si giocava a una velocità anche superiore a quella che sta esprimendo stasera la squadra di Bertolucci. Del resto l'abbiamo detto, i playoff non è per cercare giustificazioni, ma perché è così, perché chi li vede da tanti anni lo sa, sono un campionato a sé in cui tutto quello che è successo prima conta, ma conta fino a un certo punto. Intanto Rossi, Cinquini, Compagno e Torner, Silva, Barbieri, Guimaraes e Amato che non ha avuto un secondo di... Intanto occasionissima per il Forte dei Marmi. Torner in possesso di sfera, dietro porta, cerca di metterla al centro, qualche sbavatura ma ne esce Guimaraes per i suoi. Guimaraes che poi è costretto ad allargarsi per l'intervento di Compagno. Ancora Guimaraes, Compagno su di lui, la sfera al centro, Silva riesce a manovrarla per Barbieri, Barbieri ancora, dietro porta per Silva, si incarica del controllo Cinquini, Silva per Guimaraes, Guimaraes per Silva, sporcato, ancora un tuffo da parte di Silva in area di rigore.
E poi la conclusione di Cinquini, attenzione, diventa un 3 contro 2 con Guimaraes che finisce a terra in area e l'arbitro dice che si deve rialzare, e qui ho dei dubbi che si sia buttato, perché Sì, anch'io. aveva effettivamente l'occasionissima. Adesso siamo dall'altra parte con Chicco Rossi che finisce a terra in area di rigore. Insomma, si sta un po' estremizzando questo giochino alla ricerca del tiro diretto. Forse sarebbe meglio pensare a giocare. Barbieri in possesso di pallina, Guimaraes in possesso di sfera, attaccato ancora, mantiene il possesso alla balaustra, su di lui va Checco Compagno, ancora Guimaraes, tenta un alza e schiaccia, questa volta è improbabile, e poi c'è la bastonata, e alla prima occasione vorrei avere un replay se possibile, che a mio avviso c'è la bastonata di Guimaraes su Compagno, insorge. Sì, è stata data a gioco fermo quando oramai la pallina era lontana. Questo è un cartellino rosso grosso 1 chilometro. Gli arbitri non se ne sono accorti, ma del resto stasera si sono accorti di ben poco. Sì, anche perché c'era prima il tentativo di superamento, c'è stato, ma poi dopo la pallina era da un'altra parte e ha alzato la stecca e gliel'ha fiaccata sulla testa Guimaraes, che viene pizzicato dal pubblico, ma questo sicuramente non aiuta gli arbitri, ma non aiuta neanche i giocatori, perché si alzerà senza ombra di dubbio il tono dello scontro, e secondo me non aiuta neanche l'atteggiamento di Zonta, perché io un giocatore che ha fatto un fallo così lo metterei in panchina, a calmarsi per qualche secondo. Intanto c'è confusione, rumoreggia tutto il Palasport rosso-blu, si lamentano i tifosi giallorossi, che a mio avviso avrebbero ben altro a cui pensare. Comunque questo è quanto succede, l'avete visto dal replay anche, c'era fallo di intenzionalità, oltretutto neanche in una zona poi così bassa del corpo, perché insomma gli ha dato una bastonata in testa, e questo è quanto. Adesso è Torner che si allarga, Torner ancora dietro porta, Enric Torner ci prova, rimane lì, la sfera, si lotta a centro area, ancora Torner, Rossi la mette fuori di un soffio, ancora Torner per Galbas, la dà all'indietro a Cinquini per Galbas, per Torner, il mischio di Torner, il numero 74 del Bassano, che se ne va in contropiede, la mette al centro, sporcata la sfera, ancora Amato, tentativo smorzato, ne esce Chicco Rossi, Chicco supera un avversario, si ferma all'indietro per Cinquini, fa cenno il secco, fate girare, ancora Enric Torner, c'è il fallo di squadra assegnato a carico del Forte dei Marmi e il time out. Signor Barbarisi che fa cenno a, e qui siamo un po' anche al limite del ridicolo, fa cenno a Chicco Rossi di non lamentarsi. Giulio. Cioè, purtroppo quando una partita diventa in questo modo, no? Con la squadra sulla carta sfavorita, che sta in vantaggio sia all'inizio del primo tempo sia poi al secondo, è chiaro che poi dopo è difficile per la formazione sulla carta favorita riuscire a riequilibrarla, anche perché poi, come abbiamo detto, per tutta una serie di motivi che non sono tutti anche dentro il regolamento, ma è molto difficile per il Forte dei Marmi riuscire ad andare a conclusioni pulite. Però è anche vero che quando una squadra è favorita, quando una squadra ha il potenziale del Forte dei Marmi, deve cercare di ovviare anche a queste situazioni, quindi se in area non ci si può entrare perché in un verso o in quell'altro non ci si fa attirare, bisogna cercare qualche altra maniera per andare in rete, perché le grandi squadre questo devono fare per essere veramente grandi. Quindi è una partita molto più complicata di quello che si potesse immaginare, e il Forte dei Marmi, se ne vuole uscire senza
dover ritornare qui in gara 3 dovrà inventarsi qualcosa e legittimare questa posizione che ha ottenuto all'inizio, anzi al termine della regular season, contro un Bassano che, ripeto, in tante occasioni anche in maniera abbastanza maschia, diciamo così, forse anche un po' di più, però sta facendo chiaramente il suo gioco. Intanto è Galbas che recupera la sfera per Torner per Chicco Rossi, ancora c'è Torner per lo scarico, Chicco Rossi in aria ci prova dall'uscita della porta, niente da fare, sfera all'indietro per Cinquini che si allarga, va alla conclusione, alta, sfera che rimane lì, Galbas ci prova ma c'è una trattenuta su Rossi spaventosa, ancora Barbieri in possesso di sfera. Amato per Barbieri, ancora Barbieri in possesso di sfera, poi la dà in profondità per il numero 74 che se la deve vedere con Chicco Rossi, reclama ancora un fallo Galbas, missile di Galbas passa al lato, la trattenuta su Torner è vistosissima per tutti, men che per gli arbitri, anche perché sembrava che andasse a prendere la pallina senza la racchetta. Torner sicchetta abbastanza. Di fatto la sfera finisce fuori del rettangolo di gioco sull'intervento di Torner che si lamenta col signor Di Domenico. In questa occasione è stato clamoroso perché si è visto andare avanti Torner, tutto Torner tranne che il braccio con la stecca che era rimasto indietro trattenuto. Intanto è Pozzato che deve subire la pressione di Cinquini, Galbas per Torner dietro porta, deve superare la guardia di Amato, non ci riesce, Amato va a recuperare sfera, poi se la lotta alla sponda con Chicco Rossi, Amato ancora, la mette lunga per Barbieri ancora, la sfera è recuperata ancora da Barbieri, attenzione Barbieri per Pozzato, per Ivo Silva che la spara fuori dallo specchio della porta, ma occasionissima per il Bassano. E comunque fino a questo momento Zonta ha rotato 5 giocatori di movimento, cioè i 4 di partenza e Barbieri, nessun altro è entrato. Pensiamo alle rotazioni che ha avuto il Fortere Marmi, vedremo se poi almeno dal punto di vista per quanto riguarda il Fortere Marmi potrà sfruttare questo maggiore impegno fisico degli avversari negli minuti finali, perché per il momento non si vede questa differenza. Senza ombra di dubbio, tanta attenzione che è Silva in possesso di sfera, Cinquini su di lui, Silva ancora, il blocco, l'arbitro dice che si può proseguire, Pozzato in possesso di sfera che rimane a metà strada, Barbieri, poi Chicco Rossi se ne impossessa, va alla conclusione ma c'è la buona guardia difensiva da parte di Amato, Torner, la sgroppata in fascia destra, cerca il servizio per Chicco, niente da fare, è un 3 contro 2 con Amato ben piazzato, Cinquini non è da meno, gli porta via sfera Barbieri, la rimposta su Galbas, intanto dentro Compagno che ritorna in pista e fuori Chicco Rossi, Checco Compagno si ferma, aspetta il piazzamento, la dà all'indietro per Torner ancora al centro, ma c'è buona guardia da parte della difesa del Bassano, Rossi 2 su di lui e lui della vigilanza dei due avversari, poi la dà in orizzontale per Cinquini per Compagno, da questi ai Pignazar, subentrato a Torner per Galbas ancora, finisce a terra ma recupera sfera subito, Galbas al limite dell'area, bastonato, la mette al centro per Compagno, niente da fare, Pozzato ancora per Silva
mentre Compagno soffia sfera, poi finta il tiro, l'appoggio è per Galbas, stecca altissima dell'avversario per Ipignazar, Galbas ancora, Ipignazar, veludo salvagente del Bassano, poi è Pozzato che ci prova dall'uscita di porta, niente da fare, di fatto c'è la sfera a terra da parte, la mano a terra da parte di Compagno, il fallo e la punizione in favore del Bassano, che mette ancora in panca Barbieri e mette dentro Guimarães. 9:13 alla fine, 2-1 il risultato in favore della squadra ospite, il Bassano. Guimarães in possesso di sfera, l'accelerazione di Guimarães, poi la sfera recuperata da Compagno, da questa Galbas, Galbas ancora per Ipignazar, il velo, Ipignazar per Galbas, Galbas per Compagno dietro porta, per il tentativo di Ipignazar niente da fare, Guimarães recupera la sfera per i suoi, ancora sfera persa, Compagno supera un avversario, non il secondo, poi se ne va, la piazza ma finisce fuori dallo specchio della porta, e siamo già dall'altra parte con Pozzato che va alla conclusione, intercettata all'angolo, ci mette il fisico Guimarães, sfera all'indietro per Amato, ancora in profondità per Pozzato ancora dietro porta per Silva, ha anticipato molto bene da Cinquini, Ipignazar, Cinquini, il cambio fuori Cinquini e dentro Ambrosio. La partita la sta gestendo il Bassano prevalentemente. Sì, il Bassano adesso sta cercando di contenere, intanto ci prova ancora, soprattutto affidandosi a un veludo stratosferico, la sfera è lunga, la recupera ancora Ipignazar per Compagno che ci prova, niente da fare, 3 contro 2, Bassano in avanti, Pozzato la mette sul primo palo dove c'è la buona guardia di Riccardo Ognata, riparte Ambrosio, poi ci prova Ambrosio in solitaria sull'allargamento di Compagno, ma siamo già dall'altra parte. Intanto c'è il time out chiesto da mister Bertolucci, che sicuramente non è soddisfatto di quello che sta vedendo. Anche perché il Forte non riesce a effettuare, quando recupera queste sfere, no? Una ripartenza veloce per mettere in condizioni di andare al tiro pulito. Galbas adesso ci prova per la deviazione di Ambrosio che nel tentativo di tiro colpisce il portiere veludo, cenno d'intesa fra i due, e in questo caso gli arbitri comunque non se ne erano veduti, è stati richiamati dalla la panchina giallorossa, chiede il fallo di squadra. A quota 7 il Forte dei Marmi, a quota 4 il Bassano. C'è il time out sul risultato di 2-1, gol di Guimarães dopo 1,55, pareggio di Galbas al 21esimo, al 2,17 del primo tempo Pozzato fa 1-2 e siamo qua, Giulio, ad aspettare insomma questo ultimo quarto di gara, nella speranza che il Forte dei Marmi cambi qualcosa, perché al momento diciamo che il Forte dei Marmi, per come sta andando la partita, si deve affidare a quelli che poi sono l'arma vincente di tantissimi nell'hockey, cioè gli episodi, no? Perché stasera il Forte dei Marmi sicuramente ha creato più occasioni, però non ha dato quell'impressione di forza che ha avuto in altre circostanze, anche con squadre più quotate, anche creando magari meno palle gol, però non ha dato questa impressione, come hai detto giustamente, della difficoltà con cui la squadra supera la metà pista, anche se non ci sono gli avversari, la dice lunga, no? Quindi a questo punto il Forte dei Marmi deve sperare in qualche episodio a suo favore. A suo favore ovviamente trattasi di reti, perché queste sono da segnare. Tanto il Forte in pista con Gil, Ipignazar, Ambrosio e Galbas, risponde Amato, Guimarães,
Pozzato e Baggio. Dunque nuovo cambio, il primo ingresso per Baggio già nella gara di andata, era entrato nel secondo tempo sul finire. Intanto il tentativo di Amato, spalla alla porta, all'angolo lotta Amato e Pignazar, alla meglio Pignazar che ne esce, la serve a Gil pressato, la dà in profondità per Ambrosio, il tentativo, la trattenuta vistosissima, e c'è adesso invece la stecca alta di Pignazar, ma la trattenuta sul giocatore rossoblu era vistosissima. Galbas non ha neanche protestato, non so se perché era assegnato. No, ormai non c'è neanche più convenienza a tutto ciò. E comunque chiaramente a questo punto, a 6 minuti dalla fine, l'aspetto psicologico è tutto dalla parte del Bassano, che sta portando avanti una grande impresa. E quando dicevo gli episodi vuol dire anche un gol inventato da un fuoriclasse, chiaramente. Senza ombra di dubbio. Intanto è Galbas in possesso di Fera, Galbas per i Pignazar, da questi a Gil per il tentativo di Galbas, quante sfere da quella posizione sono passate a Phil, il tentativo di Baggio, attenzione Gil al centro, poi il gol di Ambrosio, era a terra il numero 7 Baggio, l'arbitro non fischia, la sfera arriva sulla stecca di Ambrosio che va a siglare. C'è effettivamente un contatto fra Ambrosio e Baggio, ma nel momento in cui l'arbitro non ha fischiato, Ambrosio non ha sentito storia, è andato a concludere, ma a mio avviso il contatto con Baggio c'era. Sì, ma questa conferma che gli errori sono ripartiti da una parte e dall'altra. Chiaro che Forte Marmi a questo punto si sarebbe garantito i supplementari, finisse così, perché ricordo che nei playoff non è ammesso il risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, e quindi in caso di parità fra 5 minuti e 25 effettivi si andrà ai supplementari. Vediamo intanto, e credo che poi sarà una di quelle partite, vada come vada, che farà discutere sui social in maniera impressionante a partire dal commento mio, ma del resto, cioè, voglio dire, poi possiamo vedere quello che vogliamo, ma vediamo quello che sta succedendo. Insomma, una coppia arbitrale che ha lasciato correre troppo, a mio avviso troppo, scaldando gli animi, creando situazioni difficili. Baggio è costretto a riprendere la via della panchina per le cure del caso. Al suo posto entra Ivo Silva. E che sia una primavera fresca lo si vede dal fatto che è la prima volta che entra in pista l'addetto per asciugare la pista, perché in altri anni alla fine di aprile l'avremmo già visto una ventina di volte. Senza ombra di dubbio. Tanto per fare una notazione meteorologica. Ma anche questo ha il suo peso, visto che ci troviamo in Versilia e che il costume da bagno è ben pronto per prendere il posto che gli compete. Intanto il tentativo lunghissimo, poi scivola di Pignazar e dunque la sfera è riconsegnata al Bassano. Attenzione che pallina che rimane lì, Gil va a prendere, si era scivolato anche Gil nell'angolo, però è riuscito a controllare il pattino. I Pignazar per Gil per Galbas, che sarà da questi ai Pignazar, chiusa la difesa del Bassano ovviamente. Gil ancora dietro porta, Gil per Galbas, che adesso il Fortami cerca di stringere là in fondo il Bassano. Bisogna fare attenzione a non concedere ripartenze. Silva, Gil su di lui, Silva, poi la sfera rimane lì, si impenna altissima, l'arbitro dice che si può proseguire. Gil torna in possesso, serve Ambrosio, dall'altra parte c'era Galbas, ma un Amato ben appostato ha impedito il passaggio. Ancora Gil in possesso di pallina, 4-14,
con Pedro Gil in possesso di sfera, in profondità per Ambrosio che si rifugia all'angolo, su di lui Amato, finisce a terra Gil, figuriamoci, non è successo nulla. La sfera è lunga per il tentativo del Bassano, che però insomma è velleitario questa volta. Intanto si prepara Compagno, fa ingresso Compagno per Ambrosio, la sfera è per Ipignazar, su di lui poi lo scarico è per Compagno per Galbas, spalla alla porta, Ipignazar, Gil per Ipignazar, per Gil ancora, sfera per Compagno, da questi a Galbas, il tiro di Galbas, la deviazione, la sfera che rimane lì, eravamo ai limiti dei secondi, la riconquista il Bassano con Guimaraes che torna in avanti, fa partire una staffilata che passa alta sopra la traversa, Ipignazar in possesso di pallina, fa correre Gil, l'incrocio di Gil, poi rimbalzo maligno, Gil cerca ancora un filtrante, niente da fare, Guimaraes contro Ipignazar che gli impedisce la conclusione, poi la sfera al centro intercettata per un momento da Galbas, finisce fuori dal rettangolo di gioco, pronto Chicco Rossi all'ingresso in pista quando mancano 2:43 ai supplementari, se restasse così il risultato. Comunque le squadre ci provano a evitarli, certo, sì. Intanto è Silva che va a intercettare da terra, la sfera recuperata da Gil per Compagno che tenta il palo lontano, niente da fare, sfera dall'altra parte, Guimaraes può far correre Pozzato poi supera la guardia avversaria, all'indietro per Amato, la staffilata di Amato, sfera che torna sulla stecca di Amato, attenzione che Guimaraes litiga con la sfera, buon per il nostro Riccardo Ognata perché era in posizione importantissima, attenzione Guimaraes, tenta l'alza e schiaccia, improbabile, e l'arbitro assegna un fallo per il Bassano, fuori Gil e dentro Rossi. Comunque un Bassano al di là di tutto encomiabile, perché in gara 1 a 2 minuti dalla fine era in debito d'ossigeno, stasera sta giocando alla pari fino alla fine. E beh, senza ombra di dubbio era l'ultima chance per il Bassano, tanto la sfera fuori, non si è capito cosa sia successo, l'arbitro ho visto è volata in pista una bottiglietta, ma non ho visto da che parte è arrivata, perché è stata colpita da una bottiglietta di gomma, di quelle diciamo tipo da una borraccia. Sì, una borraccia, che però se si potesse rivedere da che parte è vediamo arrivata. se la regia ha la possibilità di ritrovare, sarà intanto niente, rimane a terra l'arbitro, colpito alla testa da una bottiglietta, da una borraccia che se era piena sicuramente aveva il suo peso. Sì, ma dal rumore che ha fatto e poi è cascata proprio pari, non è rimbalzata, dava l'impressione, no, non c'è il replay, ma proviamo se riusciamo a capire. Arriva sembra dalla zona dei cronometristi addirittura. Staremo a vedere quello che è la decisione, certo che diventa una situazione difficile. Vediamo, perché viene non dalla parte del pubblico, via, perché è colpito, arriva da sinistra, diciamo. Perciò la panchina quella lì vicina è quella del Forte dei Marmi, io mi auguro che nessuno abbia avuto la sciagurata idea di tirare una bottiglia all'arbitro, ma insomma di fatto la bottiglia all'arbitro gli è arrivata. Sì. Una borraccia che si vede volare.
è partita dalla panchina. Ecco. Vediamo allora se riusciamo a capire quello che è successo. Sì. Sì. È Gil che dà una bastonata alla panchina e schizza via la borraccia. Sì. Una cosa improponibile, incredibile. Infatti Gil va a sincerarsi le condizioni dell'arbitro. Non è stata un'aggressione all'arbitro, un infortunio terribile. Sì. Ci sono 800 metri quadrati di pista e la borraccia è andata a finire in quella zona. Vediamo poi se ci sono conseguenze a livello di... No, oltretutto è anche da dove è partita, è quasi infatti l'avevo detto, quasi all'altezza dei cronometristi, quindi è proprio completamente in un'altra posizione rispetto. Fortunatamente il signor Di Domenico ha ripreso il suo posto in pista. Certo non deve essere stata una botta da poco, no? Anche perché sono quelle martellate che sì, sono quelle martellate che non ti aspetti, perciò hanno anche un peso maggiore. Infatti c'è anche uno dei sanitari del Forte dei Marmi ancora vicino a lui. Sì, infatti e Alessandro Bertolucci sta mimando proprio il gesto della stecca di taglio, e comunque il signor Di Domenico riesce a riprendere. Fra l'altro, se l'ha colpito dove c'ha anche l'auricolare, ha aggravato anche la cosa, perché ovviamente il dolore è maggiore, no? Cioè, già prende una borraccia piena in testa, magari non era. Tanto Amato va ad attaccare verbalmente grazie all'intervento di Pozzato, ma a mio avviso anche qualcosa in più. Cartellino blu per Gil. Cartellino blu per Gil. Sì, anche perché è un gesto involontario ma sconsiderato, quindi. Quando manca 1,54 alla fine. E essendo a gioco fermo non dovrebbe esserci il tiro diretto. Ma per quanto ne so io, vediamo adesso quelle che sono le decisioni, perché sinceramente inizia a perdere molte certezze in questa partita. Dunque al 23:06 il Bassano può chiudere in superiorità numerica. Adesso vediamo la sfera, era in possesso del Forte dei Marmi, comunque vediamo quello che sarà la decisione. Forte dei Marmi che si sta complicando da solo la vita. Invece c'è il tiro diretto. C'è il tiro diretto. Dunque Guimarães contro Riccardo Gnata, la potrebbe anche chiudere qui il Bassano. Sì. Vediamo a 1,54 potrebbe guadagnarsi la bella, che sarebbe martedì sempre qui al Palaforte, martedì 30. Guimarães è lo specialista della formazione giallorossa. Dunque Guimarães contro Riccardo Gnata, parte Guimarães, porta sfera, l'alza e schiaccia Guimarães abbondantemente fuori. Adesso c'è questo minuto e 47 di inferiorità numerica, ma l'arbitro richiama all'ordine Riccardo Gnata e ripete la conclusione e siamo alla farsa. A me non sembrava che fosse uscito dalla lunetta, vediamo se si può rivedere. L'ho visto muoversi nitidamente, però ora si può fare, basta che uno esca dalla lunetta. Vediamo, non c'è tempo di rivederlo. Guimarães ci riprova ancora. Guimarães ancora contro Riccardo Gnata.
il tiro è ancora la parata di Riccardo Gnata, Sfera che vola lontana, il fallo, questo è un blues e non addirittura oltre, è impressionante, cioè è la follia questa, in superiorità numerica con un uomo alla sponda, questo è un fallo di frustrazione senza ombra di dubbio. Amato che poi va a sfidare Bertolucci. E ora il Forte Marmi ha la possibilità di addirittura andare in vantaggio a 1 minuto e 37 e comunque poi ci sarebbe la parità numerica 3 contro 3 se il Forte Marmi dunque il blu ad Amato, la punizione di prima ad Ambrosio, ma di così ne sono successe in questo 23esimo minuto senza ombra di dubbio. Ambrosio contro Veludo, vediamo quello che sarà la decisione di Ambrosio, porta Sfera, la para Veludo, niente da fare, fallito il KO da una parte e dall'altra, a terra Guimaraes che si lamenta, se la porta via Cisco, finisce a terra ancora, ci prova Ambrosio, niente da fare, 1:17, Ivo Silva, Guimaraes. Ancora Ivo Silva, Sfera dall'altra parte, Guimaraes in possesso di pallina, veramente è un ultimo minuto da cardiopalma. Guimaraes per Silva, Silva ancora 47 secondi, il Bassano ne ha 10 per concludere l'azione, quindi teoricamente l'ultima azione sarebbe per il Forte Marmi. Eccolo qua, Compagno porta via Sfera, Compagno, Cisco, Ambrosio, ancora Veludo e adesso aspetterà sicuramente l'ultimo tiro. 19 secondi, 13 secondi, signori, si prospettano, anche se non voglio ancora dirlo, tentativo dritto per dritto, finisce qui la gara e dunque sì, non bastano 50 minuti per decretare un vincitore. Adesso il Forte Marmi ha una manciata di secondi alla ripresa di superiorità numerica, ma veramente uno straccio, perché Gil ha ancora 6 secondi di squalifica mentre Amato ce ne ha 23 e si va a proseguire per i tempi supplementari. Niente, questo è quanto visto. È stato l'ultimo minuto una follia. Sì, dalla bottiglia alle due espulsioni, una veramente che poteva costare molto cara al Bassano, perché poi quella del Forte dei Marmi di Gil va bene in seguito a quell'azione, ma quella di Amato che con l'uomo in più sarebbe costata veramente cara se avesse segnato Ambrosio il tiro diretto, e si va ai supplementari con tutto chiaramente da decidere, perché a questo punto non è inutile stare a parlare di superiorità tecnica del Forte dei Marmi, a questo punto contano, come l'abbiamo già detto, gli episodi e chi riuscirà a mantenere un po' più di lucidità, cosa che il Forte dei Marmi in questa partita non ha fatto con grande continuità rispetto a quello che ha fatto vedere in altre partite di questa stagione, anche, e lo sottolineo, con avversari che erano sulla carta decisamente più quotati. Vedremo, ora c'è da cambiare le panchine, dopodiché si cominceranno i 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Nel frattempo diamo un'occhiata a come è andata a finire a Sarzana, se è andata 2-2 anche a Sarzana, e quindi si va ai supplementari anche a Sarzana. Bene, i risultati speculari. Sarzana, che ricordo già nella gara di andata era riuscita a rimontare al vantaggio dell'O. Prestiamo a ripartire per questi 10 minuti, 2 tempi da 5 per quanto riguarda questa gara fra Forte dei Marmi e Bassano, e
ovviamente tutto è aperto. Quando si arriva a supplementari bisogna vedere se si preferisce non farsi male o vincere la gara. Insomma, diventa sempre tutto molto molto complicato. Di fatto un Bassano sostanzioso, perché insomma certo, è chiaro che delle due la squadra che preferirebbe, diciamo così, no, arrivare ai rigori sarebbe proprio il Bassano, che è quella che ha speso molto con meno uomini. E Forte dei Marmi poi, cioè, nell'hockey è così, quando le partite vanno storte, a volte, no, tante volte nel commento di fine partita magari una vittoria di misura, anche lo stesso Bertolucci dice certe partite certe volte finiscono invece diversamente, no? Quando vanno storte in una certa maniera. Ecco, stavolta il Forte dei Marmi non è riuscito a portare a casa la vittoria. Se fossimo stati in regular season avrei portato a casa il pareggio, ma non basta chiaramente, e quindi ora deve cercare di sbagliare meno, diciamo così, di quello che ha sbagliato in questo in questi due tempi regolamentari, e magari sperare che Veludo sia un po' più stanco degli altri. Sì, no, senza ombra di dubbio Veludo e Riccardo Gnata hanno fatto partita da una parte e dall'altra, forse qualche parata in più per Veludo, ma poi anche Riccardo ha dovuto fare il proprio lavoro. Attenzione, Guimaraes in possesso di pallina, Guimaraes, il tiro al gol di Guimaraes. Dunque la va a buttare dentro alla prima azione dopo 7 secondi Guimaraes e porta ancora in avanti il Bassano. Gara maledetta per i primi secondi rossoblu, primo tempo all'1,55, nel secondo tempo il vantaggio al 2,17 e nel supplementare dopo 7 secondi. E adesso vediamo quella che è la reazione rossoblu, che ha potuto mettere in pista il quarto uomo, ma ha solo 16 secondi di vantaggio, perciò un nulla, ma di fatto deve trovare l'intensità giusta per andare a cercare la conclusione. Gil per Torner, per Gil, ancora per il tentativo per Torner, niente da fare. Ambrosio in possesso di sfera, compagno Gil, Torner per Ambrosio, la sfera è alta e sfuma la superiorità numerica del Forte dei Marmi. Ancora il tentativo per Ambrosio, intercettato, compagno in fascia sinistra, toccato, si lamenta con l'arbitro, ma insomma mi sembrerebbe anche di sprecare fiato a sto punto. La sfera è per Torner, per Compagno, ancora in area, cerca il filtrante, niente da fare, ancora Compagno su Silva. Finiscono i 40 secondi e c'è la sfera in possesso del 45 secondi sfumati, la sfera in possesso, ma ci sono i cronometri che sono saltati, stanno segnando, eccoci, in possesso del Bassano che è passato il vantaggio dopo 7 secondi con una martellata di Guimaraes che si è infilata a rasoterra sotto le gambe del portiere Riccardo Gnata. Ancora pallina in profondità per Silva, su di lui va Gil, Silva in possesso di sfera, all'indietro per Barbieri, Barbieri per Guimaraes. Ancora il tentativo in profondità per Pozzato, al centro Torner, Compagno per Ambrosio che ci prova, sporcata, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma ancora tiri sporchi, Giulio, non si riesce a liberare un giocatore al tiro pulito. Ma se si considera quanto tempo ci ha messo nei due tempi il Forte dei Marmi a pareggiare, i supplementari non gli basterebbero. Ovviamente è una notazione così tanto per dire qualcosa, perché non c'entra nulla, no? Però in effetti ha faticato molto il Forte dei Marmi sia nel primo che nel secondo tempo a riequilibrare la partita. Vediamo quello che riuscirà a fare, se riuscirà a fare qualcosa nei supplementari. Intanto la sfera recuperata da Compagno su Barbieri, rimpostata per Ambrosio, da questi per Gil, la percussione di Gil, il missile di Gil, e qui non è neanche stata parata, se l'è trovata addosso. Siamo dall'altra parte con Pozzato attaccato per Silva, arriva Gil e se la riprende e rimposta l'azione d'attacco. Ancora per Torner che chiama i suoi allo schema, l'appoggia per Compagno,
finisce a terra Compagno, si rialza effetto molla, ancora Compagno, l'appoggia per Gil, poi quando va alla conclusione sporcata, finisce fuori il rettangolo di gioco, ancora una punizione per il rossoblu e ancora un crollo a terra di un giocatore, questa volta è Pozzato, vediamo se è stato toccato o meno, rimane a terra ancora, vediamo, no, non abbiamo la possibilità del replay, il replay arriva quando oramai tutto è successo, tanto si rialza Potto, forse ci lascia vedere qualcosa, no, niente, non si riesce a vedere se c'è stato un contatto che sicuramente c'è stato, poi bisogna valutare l'intensità della cosa. Ambrosio all'indietro per Torner per Compagno per Torner, ancora per Ambrosio che finisce a terra in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, Compagno, il tiro smorzato, ancora Torner in possesso di pallina, Torner cerca il filtrante che non riesce, attenzione Silva, il tiro passa al lato, la intercetta Torner, la rilancia per Gil, il missile di Gil ancora murato, Compagno in possesso di sfera per Torner, 1,53 alla fine del primo tempo, Torner il tiro, la deviazione, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi che adesso ci sta provando dalla media distanza, ci sta provando sotto porta, ci sta provando da ogni strada, ma in realtà del resto, ma non è che non ci abbia provato il Forte, è che non ha mai avuto, anche per merito del Bassano, per alcuni interventi, dubbi eccetera, però non ha mai trovato quella lucidità che sarebbe stata necessaria stasera per avere ragione di un avversario così ostico, che poi con i vantaggi che si è trovato ad avere è stato sempre di più rafforzato, no? nella possibilità di questa impresa. Intanto la punizione, la sfera è per Gil che tenta l'accompagnata, smorzata ancora una volta dall'avversario, Barbieri in possesso di pallina, avanza, cerca e trova Ivo Silva ancora per Barbieri al centro, la sfera recuperata però dal Forte dei Marmi con Gil, cerca di superare Pozzato, poi riesce a servire nell'angolo Ambrosio, Guimaraes su di lui, sfera all'indietro per Gil che si accentra, va l'accompagnata ancora Compagno, sotto misura, niente da fare, la sfera è per Barbieri, da questa a Guimaraes al centro e questa volta la tocca il portiere Riccardo Ognata, battuta la punizione ma in realtà è in favore del Bassano, la stecca di Riccardo Ognata era fuori dallo specchio dell'area di rigore, fuori Compagno e dentro Chicco Rossi, ancora Pozzato per Silva, mancano 58 secondi alla fine del primo tempo supplementare con Silva in possesso di sfera per Guimaraes che ancora una volta caracrolla a terra, poi Torner porta via sfera, Enric Torner incrocia con Chicco Rossi, poi Guimaraes alla meglio, finisce a terra prima lui, ma prima di lui Ambrosio, si lamentano un po' tutti, ancora a terra Silva sul contatto con Gil, adesso ci prova una ripetizione da una parte e dall'altra, Torner al centro, la sfera di Ambrosio si deposita sulla porta, 22 secondi e c'è l'ingaggio, tutto pronto, c'è da asciugare la pista, dice l'arbitro signor Barbarisi. Tanto i Pignazar e Galbas pronti, 3-2 il risultato, chiuso il primo tempo sull'1 pari, gol di Guimaraes, risposta di Galbas, nel secondo tempo Pozzato Ambrosio e nel primo supplementare Guimaraes porta avanti il Bassano che si sta per quanto fatto vedere
sbattendo la grande per mantenere il risultato. È un Bassano pericoloso che oltre a una fase difensiva importantissima ha trovato anche le reti, l'ultima una staffilata dalla distanza di Guimaraes. Tutto pronto, Ambrosio e Gil sulla sfera, Gil in possesso di pallina, sono 20 secondi per andare alla conclusione dell'azione. Ancora Gil, tenta l'accompagnata che non riesce, in uscita alla meglio Guimaraes, che adesso può ragionare e portarla in fondo a questo primo tempo supplementare. Fa così Ivo Silva, che si rifugia dietro la porta, e c'è il blu a Chicco Rossi, il blu a Rossi per proteste. Adesso diventa un rosso. No, ho visto la mano di Barbarisi che si portava la tasca. Sta degenerando la situazione senza ombra di dubbio. Di fatto blu a Chicco Rossi. E comunque se il Bassano non si suicida ha grossissime possibilità a questo punto. Un gol di vantaggio, il tiro diretto non lo so, perché può darsi che fosse già finito il tempo. No, invece penso proprio di no. Vediamo un po'. Sì, allora non era tempo scaduto, quindi era proprio sul filo, e quindi può addirittura andare in doppio vantaggio. E anche non andasse in doppio vantaggio, comunque potrebbe avere 2 minuti su 5 in superiorità numerica nell'ultimo tempo supplementare. Certo che peggio di così per il Forte dei Marmi non poteva andare. Comunque poi possa andare a finire, perché indubbiamente è una partita che ha sicuramente rimesso in discussione molto di quello che ci si aspettava da questo Forte dei Marmi nei playoff. Deve tirare obbligatoriamente Guimaraes, lo fa bene, finisce la gara finisce il primo tempo supplementare con la parata di Riccardo Ognata. Dunque si mantiene il 3-2, adesso ci sono 3 minuti per invertire le panchine e poi si riparte col Bassano con l'uomo in più. Col Bassano con l'uomo in più. Dunque ora io non so come andrà a finire la gara, sicuramente. Certo che resettare tutto ciò diventerà difficile da una parte e dall'altra, ovviamente, certo. Perché... Ma sai, nei playoff comunque ormai ne abbiamo viste tante, no? Cioè a questo punto sembrerebbe che l'inerzia fosse tutta dalla parte del Bassano, anche se, cioè chiaramente se vince, perché se perde poi no, ma se vince il Bassano tutta l'inerzia si sposta dalla parte del Bassano. Però la storia dei playoff è piena di partite in cui l'inerzia si è spostata sempre dalla parte di chi aveva vinto e poi vinceva quell'altra squadra che doveva essere invece sotto per quanto riguarda l'aspetto psicologico e tutto, perché aveva perso. Cioè i playoff sono un mondo a sé, e qualunque cosa può succedere, e può succedere anche l'inverso di tutto quello che noi possiamo immaginare, e lo sta dimostrando anche questa partita stasera, che ripeto è a 5 minuti dalla fine dei tempi supplementari, con il Bassano che conduce per 3-2 e con il Bassano che ha l'uomo in più e lo potrà mantenere per 2 minuti su 5, quindi un vantaggio non indifferente. Bene, intanto si riprende a giocare con Gil, Galbas e Pignazar. Dall'altra parte abbiamo Amato che torna in pista, giocatore importantissimo per la formazione bassanese. Insieme a lui c'è Guimaraes, Pozzato e Silva, Ivo Silva. Dunque la sfera al centro, tocca al Forte dei Marmi andare a battere. Ricordo 3-2 il risultato in favore del Bassano qua al Palahockey di Forte dei Marmi, in una gara, siamo al secondo overtime, in una gara dove è successo un po' di tutto. Il Forte dei Marmi ha attaccato a capochino, ma il Bassano ha fatto un'ottima difesa, e quando il Forte dei Marmi è riuscito a passare l'ottima difesa ha trovato un veluto importantissimo. Forte dei Marmi che ha avuto una miriade di occasioni ma che di fatto non hanno portato a nulla.
Adesso ci sono questi 2 minuti di inferiorità dove il Forte dei Marmi oltretutto non può neanche lasciar passare troppo tempo, perché insomma Che è sotto. è sotto, perciò deve cercare di rimontare. Ancora Pozzato per Guimaraes. Immagino che andranno ai 45 i giocatori del Bassano, perché hanno tutto l'interesse a portarla là. Guimaraes per Amato, per Ivo Silva, attaccato, mantiene la sfera Silva, poi in un qualche modo, ma a mio avviso anche in maniera fallosa, poi la spara lontana, tocca il soffitto la sfera sul rilancio di Veludo e dunque c'è l'ingaggio a centropista. Tanto se n'è andato il primo minuto di inferiorità numerica. Galbas contro Guimaraes e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi per il tocco anzitempo di Guimaraes. Guimaraes non ha capito perché prova a ripetere lì. Ecco, ora sì. Battuta in questo È rimasto momento lì. di Pinazzar in possesso di sfera per Gil, l'accelerazione di Gil, lo scarico per Galbas che va fin dietro porta, aspetta il piazzamento, poi se ne esce da solo. Galbas per Gil dopo l'intervento di Pinazzar, tentativo di liberare Gil al tiro che non riesce. Gil ancora, possesso di pallina per lui. Intanto sono diventati 30 secondi di inferiorità. Forte dei Marmi che però deve andare alla conclusione, ha una manciata di secondi. Ancora Pinazzar tenta di fare un filtrante che non riesce Gil, ma poi scadono i 45 e dunque il Bassano torna in avanti con Guimaraes. 3:16 alla fine. Pozzato, è pronto Ambrosio a rientrare in pista, lo fa in questo momento. Dunque gli ultimi 3 minuti il Forte dei Marmi potrà giocarlo in parità numerica. La sfera è ancora per il Bassano perché è stata intercettata dall'arbitro. Battuta in questo momento Guimaraes in possesso di sfera, la cambia per Silva che cerca un varco, poi l'appoggio è per Amato. Ovviamente il Bassano cercherà di giocare anche con il cronometro. Sfera lontana, poi all'angolo c'è la trattenuta di Silva e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, già battuta. Gil in possesso di pallina. 2:38, il Forte dei Marmi ha almeno una rete da recuperare se vuole sperare nei tiri di rigore. C'è adesso il fallo del Forte dei Marmi in attacco, dice l'arbitro. La punizione in favore del Bassano. 2:28 alla fine. Ancora la battuta, poi in un qualche modo Amato la recupera. Galbas a chiudere su di lui. Galbas cerca di farsi sentire, l'arbitro accenna che c'è la punizione, fischia la punizione in favore del Forte dei Marmi, già battuta. Gil in possesso di pallina, Gil per Pinazzar, ancora un'occasione ma ancora una risposta e ancora Pinazzar, il gol! Cisco! Il gol di Pinazzar, caparbio! Cisco la butta dentro a 2 minuti dalla fine del supplementare della gara. 3-3. Cisco Pinazzar al 2:57 del secondo supplementare. Giulio, Ma sono dopo 45 anni, no, sono più di 50 che vedo l'occhio, di 45 che lo racconto, ma non ci si abitua mai a queste partite, no? Come per esempio anche i supplementari di Lodi Sarzana. Ora c'è di nuovo il gioco fermo. sì, ho visto. Gli arbitri stanno parlando con i loro colleghi.
non ci sono più supplementari, non ci sono più time out, non riesco a capire quello che si stanno dicendo. Comunque non è che poi sia particolarmente importante, non so, ecco, niente, nulla, si riparte, quindi 3-3, 2 minuti e 03, può ancora succedere di tutto, può ancora vincere una delle due squadre e ci possono essere i rigori se resta tutto così. Senza ombra di dubbio, attenzione adesso a Guimarães, che prima gli ha detto bene, adesso è indubbio che ci riproverà. In stato di grazia questa sera il giocatore portoghese. Attenzione Pozzato, la conclusione col guantone, la recupera Galbas, 1,40 Galbas, 1,44 Ambrosio ancora al limite dell'area, Ambrosio, sfera all'indietro, Ipignazar dall'altra parte per Gil per Ipignazar, ancora Gil, finisce a terra, Gil finta il tiro al centro per Ambrosio, trattenuto da Amato, l'arbitro dice che si può proseguire, Gil ancora, 1,16, Ipignazar attaccato da Guimarães, ancora Ipignazar, la sfera è per Gil, ma siamo allo scadere del tempo. Al centro succede un po' di tutto, attenzione che la recupera il Bassano a 56 secondi, Amato in possesso di pallina, ancora Amato per Silva ancora per Pozzato, Amato. Il Bassano non può tenere palla fino allo scadere perché ha solo 19 secondi. Ancora la sfera per Guimarães che la gira per Pozzato, 10 secondi al termine dell'azione. E ancora Pozzato che fa partire un tiro, la risposta è dunque a 15 secondi è Gil. Gil! Signori, tutti in piedi perché Gil ce lo abbiamo noi! E Pedro Gil ci regala il suo compleanno, era ieri l'altro, si regala e ci regala una semifinale a 11.06, anche se Giulio calma perché parla dopo te. 7 secondi Guimarães ha segnato, comunque no, ha segnato sotto la traversa all'incrocio dei pali, non ci sarebbe arrivato neanche Trullio o Cupisti penso in questo qui, e riuscire a trovare la lucidità per mettere dentro. Il Bassano prova direttamente con 5 uomini di movimento, giustamente perché mancano 11 secondi alla fine. Vediamo come va a finire perché ci può stare di tutto. Guimarães, tiro va fuori, 5 secondi, 3 secondi, 2. La sfera vola lontana, finisce qui, finisce così, Forte dei Marmi ci impiega 60 minuti, ma dopo un Bassano che ha assaporato fino a uno sputo dalla fine perché non ho segnato il tempo, 4,49 del secondo supplementare, perciò a 11 secondi. Poi signori succede tutto il contrario di tutto, arriva Cile e dice e che devo fare, è il mio compleanno, 4-3 tutti a casa, martedì riposiamo Giulio, martedì riposiamo. Anche perché dopo una partita così noi che abbiamo una certa età ne abbiamo anche bisogno. Vabbè, a parte tutto cerchiamo di essere seri, sicuramente onore al merito del Bassano che ha fatto una grandissima partita, ci sono state delle imprecisioni arbitrali, c'è stato di tutto, però indubbiamente il Bassano è riuscito a mettere in grossa difficoltà un Forte dei Marmi che comunque in questi playoff deve cambiare marcia, perché con il livello alto di questi playoff questo Forte dei Marmi incontrerà difficoltà anche nelle altre partite. Questo non vuol dire che sia stata una partita negativa del Forte dei Marmi, nel senso che la squadra, l'avete visto, chi ha visto la partita dall'inizio alla fine, ha creato molte occasioni da rete, molte più del Bassano, però ripeto, si confrontavano la prima con l'ottava e decisamente l'onore delle armi spetta al Bassano. Il Forte dei Marmi deve essere rivisto e per arrivare veramente in fondo alla finale ci vorrà un Forte dei Marmi migliore di quello visto stasera. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio al suo pezzo che potete leggere poi
sulla pagina sportiva della Versilia della Nazione. E dunque fra il tripudio rosso-blu del palazzetto rosso-blu, un bacio a Fontana, Carlo Fontana, direttore Rai, che ci saluta, e dunque lo salutiamo, alla prossima. Il direttore del PG regionali. Dunque Forte dei Marmi, dicevo, che mette il naso avanti soltanto a 11 secondi dalla fine, ma è quel naso che fa la differenza, che costringe il Bassano, che può recriminare su tutto e sul contrario di tutto, a arbitri, occasioni, non occasioni, falli e tutto quello che vuole. Pedro Cilla trova a 11 secondi dalla fine la rete del vantaggio, che spedisce il Forte dei Marmi in semifinale che andrà a giocare sabato prossimo, e non sappiamo ancora contro chi, perché Sarzana e Amatori Vasca e Lodi sono ai rigori. Dunque 2-2 sono ai rigori Sarzana e Lodi da parte di Fabrizio Ercolini. Grazie a Giulio Arnolieri, grazie a Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, grazie all'amico Simone Polacci, che questa sera con i replay è stato magico nonostante una serata complicata dal punto di vista informatico. Noi ci risentiamo alla prossima. Ale!